Quando il planetario di Padova ha aperto i battenti 10 anni fa, completamente digitale e con una videoproiezione a 6 canali, la struttura era già all'avanguardia. Oggi, con migliaia di presentazioni all'attivo e 300.000 visitatori, il planetario Lex Macello riapre al pubblico con un ambito primato tecnologico. Grazie ai proiettori di ultima generazione, computer nuovi di zecca e software all'avanguardia, lo spettacolo è davvero impressionante. La grossa novità è che abbiamo rinnovato completamente il planetario dopo 10 anni di funzionamento del vecchio, abbiamo fatto 25.000 ore di funzionamento, 7.500 e passa show, presentazioni e 320.000 visitatori, quindi è passato del tempo, ma è passato molto piacevolmente perché abbiamo dei riscontri formidabili. Il passaggio alla risoluzione a 8K, fra le più definite al mondo in questo momento nel settore, garantirà colori brillanti e un grande contrasto nelle immagini proiettate sulla volta del planetario. I nostri astronomi sono diventati bravissimi e riescono ad accontentare sia i bambini che i professori universitari a tutti i livelli. Il software nuovo che abbiamo consentirà a loro di produrre più rapidamente le programmazioni degli spettacoli. Il prossimo appuntamento è in programma a luglio in occasione dei 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, nel corso di una settimana densa di appuntamenti per ricordare l'impresa.